Buonasera a tutti, siamo alle battute finali di una campagna elettorale lunghissima, estenuante, da oltre 2 mesi che siamo in campagna elettorale. Una campagna elettorale che via via, nei giorni, è diventata sempre più cattiva, sì, posso usare tranquillamente questo termine, più cattiva, astiosa, velenosa. Sembra quasi una vendetta, una rivincita sulla campagna elettorale dell'anno scorso, quella che ci ha visti impegnati nel rinnovo del Consiglio Comunale di Salve. Bene, ricordo a tutti che questa campagna elettorale è finalizzata al rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce, non certamente al rinnovo del Consiglio Comunale. Quindi ho sentito negli interventi di queste ultime serate molto spesso fare riferimento a quella che è stata l'azione amministrativa non solo di quest'anno di amministrazione della comunità salvese, ma anche dei 10 anni precedenti. Ho sentito anche cose che lascio a voi la risposta. In uno degli ultimi interventi, che per verità non ho sentito direttamente, ma mi hanno riferito, l'oratore di prima ha detto che in questi ultimi 10 anni a Salve non si è fatto nulla. Lascio a voi la risposta, quello che si è fatto credo che sia sotto gli occhi di tutti, non voglio soffermarmi più di tanto su questi aspetti, perché noi pensiamo che la campagna elettorale, lo dicevo prima, innanzitutto ha come obiettivo il rinnovo del Consiglio provinciale, ma pensavamo, lo abbiamo sempre pensato da quando siamo impegnati in politica, che le campagne elettorali dovessero servire a confrontare le idee, a confrontare le progettualità, a confrontare i programmi, a comunicare a tutti voi carissimi concittadini quella che è la nostra visione del futuro della nostra provincia in questo caso, di quella che è l'idea che si ha di un Salento per i prossimi anni, un Salento che noi immaginiamo che debba svilupparsi, un Salento che debba svilupparsi su un asse portante ben preciso, su quell'asse che è lo sviluppo turistico ecocompatibile ed ecosostenibile. La nostra terra è bellissima, ce la invidiano tutti, e allora sforziamoci di vedere questa nostra terra rilanciarsi definitivamente. Era importante tanti secoli fa, quando veniva chiamata la terra dei Messapi, la terra d'Otranto, il grande Salento che qualcuno ha voluto rinominare, quella che era la terra d'Otranto, ossia le 3 province del Salento, Lecce, Brindisi e Taranto. Un rilancio che possa creare veramente nuove opportunità di lavoro per i nostri tanti giovani. È quello che dobbiamo comunicare in questa campagna elettorale. E invece è una campagna elettorale, come dicevo prima, fondata su quello che fa l'amministrazione comunale, su quello che non fa, su dicerie e quant'altro. Noi non scendiamo a questi livelli. Noi, e ringrazio Giovanni per aver fatto ieri veramente un intervento bellissimo, un intervento al di sopra delle parti, per riportare calma, per riportare chiarezza, per riportare serenità in questa piazza. Ed è quello che voglio fare io questa sera, riportare serenità, perché questa gente, tutti voi, miei carissimi concittadini, abbiamo bisogno di serenità per poter amministrare. Poi le cose si possono fare bene, si possono fare male, possiamo aver fatto bene, possiamo aver fatto male, ricordatevi sempre, noi lo facciamo con immenso impegno, con immensa passione, e questo è il nostro impegno quotidiano. Laddove dovessimo sbagliare non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare le vostre critiche, i vostri suggerimenti o altro, però lavoriamo per il bene di questa comunità e per il bene in questo caso del nostro Salento. Giovanni Siciliano è candidato alla carica di consigliere provinciale, lo è già, è un consigliere provinciale uscente, è un uomo che ha dato tanto a questa nostra comunità, ha dato tanto. Poi se per qualcuno i risultati sono quelli che diceva prima, i salvesi hanno orecchie per sentire e hanno occhi per vedere. Io sono sicuro che ci ha messo in 10 anni da sindaco tanta passione, tanta disponibilità, e ha fatto ciò che questo potesse dargli quella giusta esperienza, quella giusta maturità per poter affrontare questo nuovo impegno di consigliere provinciale. È un'opportunità per la nostra terra, non lasciamocela sfuggire, è un'opportunità perché è un uomo
che con i fatti, non con le parole, con i fatti ha saputo dimostrare a tutti noi e a tutti voi quelle che sono le proprie capacità umane, professionali e politiche. Ha messo sempre a disposizione il suo impegno nei confronti di tutti. Da sindaco non ha mai visto se il cittadino era di colore rosso, di colore verde, di colore giallo, bianco o quant'altro. È stato il sindaco di tutti. È quello che sto cercando di fare io in questo primo anno di mia esperienza appunto da primo cittadino di questa comunità. E allora è un'opportunità che non c'è sempre per i nostri paesi. Oggi ce l'abbiamo. Giovanni, oltre all'esperienza da sindaco, ha maturato anche esperienza da consigliere provinciale, come dicevo prima, e questo fa sì che, se come noi pensiamo e siamo certi l'8 giugno si possa festeggiare la vittoria di Gabellone presidente, beh, Giovanni non lo dico io, lo hanno detto i rappresentanti, lo stesso Gabellone, candidato presidente, sicuramente avrà ruoli importanti in seno all'esecutivo dell'amministrazione provinciale. E allora, Giovanni, un uomo dei fatti, non delle parole, non è un parolaio, come qualcuno lo definisce. E allora io concludo, perché il tempo a disposizione è sempre poco, concludo con questo appello. Il 6 e il 7 giugno, tutti insieme, votiamo e facciamo votare Giovanni Siciliano, candidato nelle liste del PDL, con Gabellone presidente. Votiamolo tutti insieme, è un'opportunità che non ci possiamo far sfuggire per un definitivo rilancio di questa terra e di tutto il Salento. Grazie concittadini. Grazie a Vincenzo, grazie al nostro sindaco, grazie di nuovo a tutti voi per essere sempre qua. Grazie veramente di cuore per l'entusiasmo, per l'amicizia che mi dimostrate, per l'affetto. Grazie, io lo ripeto ogni sera, perché comunque una persona impegnata in politica si nutre dell'affetto e dell'amicizia e della stima dei propri concittadini e dei propri elettori. Quindi vi ringrazio di essere presenti e di avere una piazza così gremita, così partecipata. Segno evidente che è una comunità che in effetti vuole affrontare questi momenti con impegno, con interesse, perché comunque, ribadiamo, questo è un momento importantissimo per valutare, approfondire, analizzare una situazione politica, amministrativa e quindi prendere una decisione nella scelta il 6 il 7 di giugno perché si dia un nuovo governo a questa provincia. E quindi è giusto che si dibatta, è giusto che vengano fuori i programmi, le idee, quali sono i percorsi perché questo territorio, che sconta tantissimi problemi e tantissimi ritardi, possa risollevarsi, possa proseguire in un processo di crescita che non deve fermarsi, che è iniziato, mi dispiace per qualcuno, 10 anni fa in questa comunità. Sicuramente non hanno preso ad esempio i cittadini dei comuni vicini alle vostre amministrazioni, credo che abbiano preso ad esempio questa amministrazione, visto che quelle amministrazioni sono state bocciate anche dal vostro operato, per cui noi abbiamo fatto del nostro meglio e cerchiamo di fare sempre meglio nell'interesse dei cittadini e del territorio. E allora parliamo dalla provincia. Intanto vorrei parlare del ruolo della provincia e dell'importanza della provincia, perché molto spesso si cavalcano dei cavalli così in modo demagogico. Ci sono dei momenti in cui, anche per interessi di una parte della nazione, comunque si cavalcano alcune cose, si fanno delle campagne di stampa per cercare comunque di portare un argomento in un senso o nell'altro. C'è stata una campagna per l'abolizione delle province. Guardate bene, io sarò pure una persona interessata, ma sono un consigliere uscente e non so se sarò un consigliere entrante e rinnovato, ma sono convinto che il ruolo delle province è fondamentale e importantissimo. Perché importante? Perché il ruolo della provincia è un ruolo intercomunale e sovracomunale, è un ruolo che comunque serve a coordinare e ad intervenire su tutte quelle strutture e infrastrutture che non sono di competenza comunale, serve di raccordo tra i comuni stessi e soprattutto in una provincia come la nostra, che è talmente frazionata e piena di piccoli centri, dove tutti gli interventi che riguardano la sede viaria, che riguardano l'edilizia scolastica, che riguardano la promozione turistica, che riguardano i servizi sociali, devono essere comunque coordinati e diretti da un nucleo sovracomunale che può essere solo la provincia. Certo, il problema qual è? Quando le province non sono efficienti, quando gli enti non sono efficienti, perché non si può parlare per ridurre i costi della politica, eliminiamo le province. Beh, allora io, se il problema è questo, vi direi eliminiamo le regioni, perché un consigliere regionale costa quanto